Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video. Che cazzo ho detto? Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video con Taylor dei TFG On Demand. Oggi, ragazzi, guardate la work che stiamo facendo, è spettacolare. Intanto sono troppo forti, no Kai, loro? Sì, ci stanno già aprendo il sederino. Allora, quick annuncio che dobbiamo fare velocemente. Allora, questo è il canale di Kai, ma oggi vedrete il mio attacco e la mia difesa. Per vedere invece quella di Kai dovete andare nel mio canale che è in descrizione. Esatto. Così facciamo un bel... Così se volete seguire Kai dovete andare nel canale di Taylor. Se dovete seguire Taylor andate nel canale di Kai. Tutto un bordello. Ragazzi, prima di iniziare con gli attacchi, piccola premessa. Allora ragazzi, questa war, come state vedendo, c'è Yakidale, Deka, Vaffanculo, Federonzo. Praticamente siamo tutti youtuber insieme con i Wagna. Perciò dovrete andare a fare un giro di canali e vedrete tutta questa war. Praticamente non vedrete tutta la war in questo unico video, ma sarà spezzettato in tanti video su tanti canali. Ora partiamo con gli attacchi. Ecco, adesso inizio io ad attaccare. Io, vedi, Kai mi segna come bersaglio predefinito il numero 7. Però, siccome un municipio al 9, in teoria io dovrei attaccare il numero 6. Ok? Adesso vi faccio la ricognizione. Allora, premetto che inizialmente mi sono fatto dire da Kai un paio di consigli su come attaccare questo villaggio. Lui mi ha consigliato di attaccarlo ai lati, giusto? Dove ci sono... Sì, dal lato destro. Esatto, dal lato destro mettendo un paio di spaccamuro e poi i golem. E vabbè, io attacco con Go Wipeka perché sapete che è la tecnica che attualmente preferisco, anche perché, sai Kai, ho finito i maghi al 6. Wow, davvero? Sì, da una poco. bomba assurda. Da pochi giorni, mi ha finito la ricerca 2 giorni fa. Però c'è un bel casino. Io ho la regina in costruzione, no? E quindi mi devo... Gancia big money! Mi devo gemmare in live, ragazzi, 885 gemme per fare la guerra. Ecco, sono rimasto con 940 gemme. Boh, vabbè, fortunatamente ero entrato in Lega Campione e quindi avevo 2000 gemme, non le ho mai usate. Boh, io attacco Kai, eh. Anzi, no, aspetta, che attacco? Mi devi dare il golem sulla... Ah, chiedi. Aspetta, golem... Te la do. Golem te la al do. 5. Ok, ho chiesto. Ciao te la YouTube, do. salutate YouTube, ciao! Ciao YouTube, ciao! Vedete, anche loro stanno registrando, ragazzi, di altri attacchi, quindi invitiamo tutti a passare da Wagna, Yaki, Fede, eccetera, eccetera, per vedere Tola, tutta la guerra, anche Dega, Esatto. tutti quanti. Quindi, Esatto. ok, aspetta, mi hai dato il golem? Sì. Sì, te l'ho dato. Ok, perfetto, mi è arrivato. Allora, come pozioni mi porto dietro 3 furie, una gelo, un assalto e una veleno. Vabbè. Perfetto. Io direi di iniziare ad attaccare. Ok. O di filare. Attacco. Allora, ok, ho tutto. Ok, sono in live. Ok, sei in live? No. Ok, Ok. live. Ok, Ok, allora. Butto 2 spaccamuro qua, no? 2 o 1? 2. Allora, non ti sei portato i barbarelli per pararti il culo? Boh, ma tanto non ci sono trappole qua, dai. Ok, dai. Guarda, bam! Ehi! Oh, cazzo! Basso, destra, non in alto a destra. Qua? Basso, dove c'è l'accampamento e... Ah, ok, basso. qua. In basso. Ancora, qua. Aspetta, ecco, sì. Ok, perfetto. Butto i golem. Qua così. Adesso tutti i maghi mi hai detto, no? Allora, i golem, un altro golem in mezzo. No, dai, maghi. Tutto. Allora, no, ti rimane solamente un spaccamuro. Metti una furia in mezzo dove c'è la torretta dello stregone che ti sta sparando al golem. Dove ci sono tutti i maghi. L'ho messa. Non là. No, quello spaccamuro cosa fa? No! No, l'assalto, non riesce a spaccare la prima linea di muri. Non riesco? Sì, ma ce l'ho No. fatta, ce l'ho fatta. Eroi, subito, salto. Ok, salto. L'ho messa. Ah, difese. L'ho messa l'assalto. Attento, ci sono le mongolfiere e il drago. Merda, ma che cazzo è? Oh, veleno. Ce l'ho, l'ho messa. Non riesco a fare. Telo, Era forte sto villaggio, vaffanculo. Telo, te l'ha messo nel culo. Come sempre, non so attaccare. Oh. Non ce la faccio. Oh, no. Forse
così. No, no. No, la regina è morta. Ok. Vabbè, dai, non è male come attacco, no ragazzi? 36 forse, no, i golem muoiono, 35%. Niente ragazzi, purtroppo c'è poco da fare, non sono in grado, devo farmi più spaccamuro, avevi ragione Kai. Sì. Avevo più spaccamuro, avevo più possibilità. Adesso aspetta un attimo che faccio vedere anche la mia difesa, quindi in questa guerra sono a -2 io, perché guardate, il mio replay, allora mi ha attaccato con, la stai vedendo tu Kai la mia difesa? Sì, lo sto vedendo. Mi ha attaccato con golem, streghe, maghi al 6, tutto maxato ovviamente, anche gli spaccamuro al 6, ma che cazzo è? Però non aveva la regina. Però è stato bravo, devo metterlo. Non aveva la regina, ho capito, però cazzo, tutto anche, perché ha messo ha messo i domatori per farmi uscire il mastino lavico, hai capito? Sì. Sì, però non ho capito che senso ha mettere il mastino lavico in difesa, forse per rallentare le truppe? Guarda, il mastino lavico in difesa praticamente serve a questo. Quando il mastino esce in ritardo, dato che è molto lento a volare, la regina ci mette un casino a sparare a sto mastino e quando muore fa tutto un cerchio e la regina deve fare un giro di 360 gradi per uccidere i piccoli mastini. Mentre uccidere i piccoli mastini, praticamente le tue difese stanno già ammazzando la regina. Ho capito, quindi sempre appunto per distrarre e rallentare le difese. Esatto, Sì, esatto. l'attaccante, scusa, le truppe in attacco. Ho Esatto. capito. Purtroppo in questo caso l'attaccante anche senza la regina ti ha sfondato perché hai delle difese relativamente brevi, cioè Basse, sì, purtroppo ragazzi sto maxando adesso pian piano un po' tutto e avevo portato il municipio al 10 sbagliando all'inizio, però vabbè adesso sto maxando pian piano tutto e quando avrò la difesa un po' più decente forse non ce la farà, forse. No, guarda, ti dico che fanno 3 stelle anche a me a Tintano. Anche se sei maxato fanno 3 stelle. Con Golava, se sei bravo, 3 stelle a tutti, nessuno escluso. Vabbè, io non faccio parte di quella cerchia di giocatori pro di Clash of Clans. Vabbè ragazzi, allora il video finisce qua. Se volete andare a vedere, guardate che c'è un attacco in corsa, ma non ve lo faccio vedere perché dovreste andare a vederlo voi. C'è Yaki Dale, oh Yaki sta attaccando, ma non dobbiamo farlo vedere. Dai, fila Yaki, non riesco a vederla solo. Vabbè ragazzi, allora se volete vedere l'attacco di Kai dovete passare nel mio canale, mi raccomando ragazzi. Che sta sotto in descrizione. Esatto. Ok ragazzi, questo era il video di oggi, spero vi sia piaciuto. Come al solito lasciate un like, un commento e lasciamo i saluti finali a Taylor che purtroppo ragazzi non si smente mai, io failo sempre così do diciamo la possibilità agli altri di fare begli attacchi, ma prima o poi ce la farò a fare 2 stelle in war, prima o poi ce la farò. Dai che devo insegnare io a Taylor come attaccare. Esatto. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.